È pronto e andrà in giunta la prossima settimana il nuovo piano strategico regionale del Veneto per la salute e la sicurezza del lavoro. Si tratta del risultato di una grande attività di approfondimento svolta sia con le parti datoriali che con i sindacati, al fine di predisporre un documento condiviso che, in continuità con i piani strategici degli anni scorsi, mette in primo piano la sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema di assoluta importanza su cui non abbiamo mai abbassato la guardia, tanto è vero che la Regione del Veneto ha promosso anche un'imponente campagna di comunicazione per la sensibilizzazione nei confronti degli infortuni sul lavoro. Lo ha sottolineato l'assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, intervenendo ieri mattina in Consiglio regionale. Anche alla luce dell'accentuarsi degli incidenti mortali che hanno interessato il nostro territorio, ha spiegato Lanzarin, è stata una nostra priorità intervenire bene, puntando su prevenzione e controlli, formazione e semplificazione sulle necessarie risorse economiche per rafforzare il personale degli Spisal.